Allora, streaming dal vivo e dovremmo esserci, come sempre, non sono mai sicura, quindi andiamo a verificare, però penso che ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, le note Mm, l'hai visto tu? sì, va bene, Che essendo ci io siamo? un noto chiaroveggente, Allora, so che streaming dal siamo vivo. online. Sì, ci siamo, ci siamo. Sì. Aspettate, aspettate, aspettate. Ok, scusate, è partita roba random. Sono in quella Vabbè. fase dove non ho preparato gli audio. Ecco qua. Mm. Ci Eh, siamo? sai perché mi piace il tuo canale? Perché è Che non random c'è, così. no, ma no, non c'è un canone. Non segui un canone che non sia quello della naturalezza. No, esatto, Eh, andiamo così random. Ciao, così come buonasera a sei. tutti. Dai, Ciao, c'è già ciao a tutti. qualcuno. Vedo che c'è già qualcuno collegato. Mm, Ciao Dagon, benvenuto anche oggi. Allora, grazie. oggi abbiamo fatto un po', forse mezz'ora dopo, forse mezz'ora prima. Qualcuno si sarà accorto che ho cambiato qualche orario strategico in qualche pubblicità, ma siamo qua alle 19, così perfetti, come avevamo programmato all'inizio. Esattamente. Benvenuto a Dagon, siamo felicissimi di continuare questo ciclo dagoniano, cosiddetto A me ormai, piace. Sì, questa Accademia mi piace. Sarci Vesuviana, che anche questo è Eh? bellissimo, questa cosa Sì, è dell'Accademia vero. Sarci Vesuviana è Sì, meraviglioso. anche perché noi chiacchieriamo un po', preparando giusto qualche discorso per scaldare le ugole, le nostre ugole celesti. Cerchiamo di... notiamo sempre una somiglianza, sia nel linguaggio che nelle situazioni, no? Delle due zone, cittadine. Esatto, È incredibile, è esatto, incredibile. è particolare questa cosa. C'è una linea sottile che collega È il vero, Sarcidano va bene. Al direttamente al Vesuviano, Vesuvio. Esatto, Ottaviano, sì. esatto. Sì, sì. È bellissima questa cosa, è veramente interessante. Senti, Dagon, io ti faccio una domanda a bruciapelo, così a schiaffi Sì. proprio. Dai, dai, sì. Vai. Esatto. Ma senti, cioè, cosa vuol dire l'era ariana? Cioè, ti è venuto un attacco Eh, di Elon Musk? Che cosa ti è no, successo? Ah, no, il no, Dagon, che cos'è questa cosa? no, non ci saranno numeri tatuati né simboli della forza Ok. ehm, lievemente ruotati per cambiarne il senso, non ci saranno notti dei cristalli, nulla di tutto ciò è ascrivibile entro il recinto di parole che formerò questa sera per spiegare cos'è questa benedetta era ariana. E dico benedetta, come si dice, a ragion veduta, ecco. Mm. Ehm, L'era ariana, ariana, vabbè, è un termine che richiederebbe la spiegazione molto approfondita. Sì, Io direi prima di perché tutto, sì, richiama molto questo sì, aspetto qua, no? Già sì. qualcuno era triggerato quando l'ho pubblicato. Allora, io E qualcun altro invece ha detto, ah, ma quindi si parla di aria? No, no, vabbè, non, Dagon vi spiegherà mm, tutto. no, per me risulta assolutamente difficile spiegare il termine proprio di ariano, la derivazione reale, senza prima fare l'intera, chiamiamola conferenza stasera, l'intera semina dei concetti che ho portato, che ho estrapolato per l'occasione. Quindi sarà qualcosa che magari rivedremo o alla fine o semmai alla puntata successiva, in una sorta di riepilogo che ci darà la possibilità, mi darà la possibilità di essere più verosimile e più chiaro poi nel perché si chiami Ariana. Partiamo, secondo me, in un modo più ordinato, geometrico, dato che la scienza dello spirito è una scienza, essendo una scienza non ha un centro, non ha un inizio, una fine, è un mucchio di sapienza che si ordina per mezzo della visione e dell'osservazione umana. Quindi facciamo innanzitutto un riepilogo su ciò che abbiamo detto, perché questi nostri incontri sono specifici per spiegare l'evoluzione umana nei tempi dall'antichità fino a quello che sarà il futuro più lontano. Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Lemuria e Atlantide. Magari se qualcuno non ha visto ancora
quell'incontro, io sarei veramente ben felice che potessi sentire quelle parole che abbiamo speso io e te per poi proseguire con questo video. Ehm, Abbiamo parlato appunto di Lemuria e Atlantide, di come sono esistite, di come si viveva all'epoca, di com'era il pianeta e cosa facessero i Lemuri, cosa facessero gli Atlantidei, per passare a ciò che facciamo oggi noi. Abbiamo detto e stabilito che Lemuria è stato un frammento di tempo terrestre nel quale è stata ampliata, è stata realizzata la volontà umana, cioè si è sviluppata proprio il senso, chiamiamolo così ferocemente, il senso della volontà nell'uomo, l'azione, il modificare la natura. Abbiamo detto come costruissero non case, ma costruzioni votive che avessero sempre una specificità liturgica, se posso dire così. Quindi la volontà di ritornare ai mondi celesti dai quali i lemuri provenivano. In quell'epoca sappiamo come l'uomo vivesse totalmente quasi in un senso di sonno, in una specie di emisfero destro quotidiano dove era possibile vedere questi uomini guidati da entità superiori in tutto. Mm? Ciò che posso aggiungere, che non ho detto la volta scorsa, è che gli uomini praticavano rituali di iniziazione molto lunghi e dolorosi. Erano soliti perforarsi, ad esempio, le carni con gli oggetti, procurarsi quello che noi chiamiamo un autolesionismo, che in quel caso era una tempra. Si autoforgiavano la loro armatura. E, abbiamo visto come Lemuria sia caduta per mezzo della, come posso dire, discesa mh, morale di questi individui che si sono autodistrutti perché cinti dall'egoismo, che era più facile da vedere visto che la terra si cominciava realmente a solidificare. Parliamo che in Lemuria c'era un ambiente fluido, il terreno stesso, le rocce non erano da considerare come quelle di oggi, dure. Il granito poteva essere versato magari in un bicchiere, era magari simile al mastice di oggi, no? Ad una lacca. E quindi qui si spiegano certe costruzioni per le quali non è possibile inserire neanche una carta da gioco fra le giunture, con questi i famosi interstizi, queste rocce enormi, no? Trasportate. Beh, un liquido, una sostanza fluida è ben più semplice da trasportare, no? Il geopolimero adesso viene chiamato, ma semplicemente era la Terra ad essere diversa. La Terra ha cominciato a solidificarsi e per i lemuri che non si erano evoluti, purtroppo è stata la fine perché loro vivevano insieme ai vulcani e a questa fluidità. Dopo ciò ha cominciato a poter apparire l'acqua sulla Terra in una maniera più persistente, sebbene fosse ancora molto fluida. Questo ha garantito la nascita e lo sviluppo di quella che abbiamo conosciuto essere Atlantide. Il scopo di Atlantide è stato quello di sviluppare nell'uomo la memoria, una cosa che era già cominciata nella scorsa razza lemurica, ma qui ha trovato il suo massimo. Ho letto anche dei commenti che con grande, veramente con grande gentilezza hanno dichiarato di non aver capito, ma probabilmente sono io a non essermi spiegato bene sulla questione di come gli Atlantidei memorizzassero, di come potesse essere mai un essere privo di memoria. Mm? Solo, voglio dire, fatto solo di memoria. Mm? Intendo dire, non c'era la matematica, ad esempio. Per contare una quantità la si paragonava a qualcosa di già conosciuto e visto nel passato. Non si poteva dire 1, 2, 3, 4.
5 dita per dire quanti figli hai, faccio sempre l'esempio, ma lo riformulo. Se io andavo, se facciamo finta che io mi trovo in antica Lemuria e ti chiedo quanti figli hai e tu ne hai 5, ma non puoi dire, non dici ne ho 5, ne ho quante sono le dita? Quante sono le dita di una mano? Cioè, quanti figli hai? Una Faceva il mano segno. di figli, una Una mano mano di di figli, figli. bravissima, io ti ringrazio. Per me è molto difficile spiegare queste cose, ripeto, è un imbuto di notizie a cui devo dare un ordine ed è proprio difficile, non essendo io né un iniziato né un chiaroveggente e nemmeno un dotto. So solo un napolitano che si interessa di antroposofia, no? E quindi ha già pazienza e ti ringrazio, quello è il senso. Mm? Sì, mi Quanti rendo figli hai? conto Ne ho una che mano. non Ne è ho una mano. facile. Ecco, Mm. è Sì. come se a noi adesso mancasse la simbolizzazione in termini logici. Sì, oppure un'altra cosa, come posso dire, metafora potrebbe essere un'altra allegoria, ecco, è quella del calore con il colore. C'è un film meraviglioso che spiega proprio questo. Fa vedere il protagonista che per spiegare il rosso e il blu, cioè i due estremi dei colori, del ventaglio di colori, gli fa toccare prima una patata scaldata e poi un pezzo di ghiaccio e dice la patata scaldata su questo tatto è ehm, il calore e in quest'altra mano puoi avere il blu. E lei semplicemente ha detto adesso capisco il sentimento. Mm? Quindi anche la matematica è una questione di sentimenti che genera. Mm? È un rapporto molto particolare che allontana tantissimo purtroppo dallo spirito. E, quindi abbiamo detto che, per ritornare e non divagare troppo, Atlantide è stato la culla per la memoria dell'essere umano. Quindi gli uomini anziani, ad esempio, erano mh, considerati oracoli dai quali si andava per districare faccende, per risolvere problematiche, e non perché avessero una reale conoscenza, ma perché avevano un bagaglio di memoria molto ampio. Quindi era possibile per loro vedere nel passato. È un Allora, po' quel che io fa l'intelligenza artificiale oggi. Non ris- pensa davvero, ma ha Dagon, un bagaglio che può formulare. rispondo a quelle domande perché le ho lette anch'io. In realtà sono, la maggior parte, cioè, mi ricordo che sono sardi, comunque sarde. Per spiegare questo concetto della nascita della memoria, è proprio la nostra capacità che abbiamo di schematizzare attraverso formule tutta la nostra conoscenza in termini proprio strutturali. Deriva da questa antica struttura atlantidea fondamentalmente questo Certo, aspetto qua che abbiamo certo, noi, cioè questa cosa che abbiamo che noi sardizziamo tutto per esempio, oppure incanaliamo tutto e incaselliamo in contenitori culturali continuamente. Questo è proprio l'aspetto che ci collega più profondamente al concetto di Atlantide e di memoria. Noi abbiamo esatto. la conservazione di ciò che è stato. È proprio il Sì, nostro obiettivo fondamentalmente, quelli specialmente che abbiamo deciso di rimanere qua. E quelli che vengono qua vengono qui a trovare informazioni, infatti, di memoria ancestrale esatto. fondamentalmente. Quando c'è questa famosa parola che viene pronunciata, il mi risuona, non solo indica l'armonia che crea con il suono, ma risuonare è anche una ricordare, un ricordo, una rimembranza. È anche qualcosa che già c'è, la memoria è situata nell'anima, se parliamo sempre dal punto di vista antroposofico, scientifico, spirituale. C'è stato un tempo in cui è stato difficile per i mondi superiori convincere l'anima di ognuno di noi a collegarsi ai tre corpi, quello fisico, eterico, astrale, ehm, sovraintesi dall'io. Quindi è stato difficile. La memoria, infatti, e la ripercussione.
positiva di questa unione, di questa intersecanza. Tant'è vero che quando si muore, l'anima viene trattenuta per molto tempo dopo la morte da una parte di noi, dal corpo eterico, che è legata e non vorrebbe lasciarlo, questo corpo eterico da cui attinge memorie. E pensate, il corpo eterico, dopo un certo periodo di tempo, lo lancia, lo fionda via, si sacrifica come ultimo slancio per far sì che possa elevarsi e ritornare nei suoi luoghi scaturigeni. Però questi sono altri discorsi, però sempre per tentare di non perdere il filo, abbiamo detto che Lemuria è caduta per mezzo di proprio il profanare dei poteri che erano stati conferiti loro dai mondi superiori. È subentrata poi Atlantide che è caduta purtroppo per la degenerazione del controllo sulla natura. Ne abbiamo parlato la scorsa puntata e non solo. Ehm, Anche perché c'è stata una civiltà precedente, queste qui, molto precedente, queste qui che purtroppo ha fatto troppi guai, che si sono spostati molto in là nel tempo, precisamente durante l'epoca Atlantidea, favorendo lo sprofondamento di questo antico continente, di cui non troviamo tracce, questo lo aggiungo perché non ho detto la volta scorsa, perché gli Atlantidei erano assolutamente ehm, rispettosi dell'ambiente. Tutto ciò che facevano era fatto attraverso il controllo della natura, non la manipolazione, l'antropizzazione non era una cosa Mm. che si vedeva. Vedo queste immagini un po' cretine di Atlantide con queste tecnologie steampunk, ultrafuturistiche, tutto ciò, nulla di tutto ciò. Era più facile vedere un tronco d'albero che si librava nell'aria, semplicemente, più che un macchinario metallico. Il metallo non era un oggetto, non era un materiale che loro potevano utilizzare, no, no. Il metallo è della nostra epoca. Sì, magari è proprio iniziata lì la degenerazione, no? Con Sì, l'arrivo dell'utilizzo del sì, metallo, ma sì. ne parleremo Sì, ne adesso. parleremo del durante. Siamo giusto, poi controllando anche l'orario, ci troviamo giusto per passare all'argomento della giornata che cosa è avvenuto dopo la caduta di Atlantide? Beh, sicuramente l'umanità non si è estinta, perché comunque la Terra era già vissuta nella sua totalità. Ehm, Alcuni dei superstiti di Atlantide sono riusciti in qualche modo a seminare dal punto di vista culturale le razze che permanevano ancora dall'epoca precedente. Immaginate questo. Non pensiamo mai a qualcosa di quantizzato, cioè l'evoluzione umana è qualcosa di più analogico, molto sfumato, la gradazione è molto ampia. E ragazzi, parliamo di millenni, eh? Queste cose che racconto in pochi minuti hanno tempi ti- siderali, ecco, anni luce. Ah, E, Gon, senti, sì, ma a proposito della questione del nome che ti dicevo, secondo mm. te perché è stato definito proprio epoca ariana? Quindi in riferimento proprio agli ariani, qual è il Il, ria- riferimento, il secondo te? riferimento ha la radice che ci Mm. porta poi a talune ideologie, però Sì, certo, spezzando la lancia a favore di verità, anche la stessa teosofia è stata rivertita, anche il pensiero di Nietzsche nei primi 30 anni dalla sua morte è stato totalmente ehm, irrispettato, sono state cambiate parti intere dei suoi libri a favore di una sciocchezza certo, riguardo l'arianismo. L'ariano ha la memoria dell'Atlantideo, cioè di colui che poteva dominare le forze della natura. Quindi basta fare uno più uno pensando a certi studi.
mm, realizzati da alcuni imbecilli con gli occhiali rotondi e con la svastica sul braccio, no? Quindi la loro ricerca non aveva un fondamento, solo che era nella direzione sbagliata, sul piano sbagliato, ecco. Ehm, Sì, sì, certo, quindi, questo sicuramente, ma ma quindi la parola però eh, non ha nulla a che eh, fare con... Purtroppo è difficile uscire fuori. Riguarda più, hai presente il filo di Ariane? Lascio questo semino, ma lascia che io possa poi la prossima puntata sì, spiegare. sì, sì, sì. Ma perché io ci ho No, perso vabbè, nottate intere. però ci tengo E a no, e devo lanciare un rispondere perché po'. la Mm. domanda, quando una domanda viene, vuol dire che c'è una porta aperta mm, entro cui No, poter... anche per me, tutto ciò che è Sì, Ariano, Ariadne, Arianna, sì, eccetera, eccetera, certo. riguarda quello, riguarda il filo Sì, rosso, è difficile assolutamente. perché c'è una fallacia storica che ma nemmeno è proprio un senso sbagliato, un significato semantico sbagliato che viene dato alla parola. Ciò che è stato fatto negli anni 30, diciamo, era più qualcosa che una ricerca dell'uomo caucasico Mm, mm, mm. puro. Io l'avrei detta così, perché l'uomo ariano è tutt'altra cosa, non esiste. Anzi, sì, tutti sono uomini ariani. E poi ci sono Atlantidei e ci sono Lemuri ancora. Sto per dire una cosa che spero possa non turbare nessuno, ma gli africani, ad esempio, sono discendenti diretti dell'epoca lemurica. Nel loro destino di gruppo, perché ogni popolo ha un destino e un'anima di gruppo, si potrebbe dire, molto ferocemente, e loro sono legati a Lemuria, ad Ma esempio. tutti i popoli indigeni? No. No, 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 no. È una questione. È più complessa da spiegare, dipende più che altro, basta osservare la storia per Mm. arrivare a questo, ma noi stiamo aprendo moltissime strade. Io Vabbè, sarò sì. felice, no, perché guarda, mi fermerei per parlare di questo, ma durerebbero tipo No, no, 15 no, no, ore no, le no, no. nostre puntate, diventerei soporifero. Beh, diventerei come quella caramella viola di cui fanno la pubblicità gommosa. Non va bene, non va bene. Non voglio conciliare il sonno, ma destare un attimo di pensiero. Ritornando all'epoca ariana, eh, come è nata l'epoca ariana? Abbiamo detto che i superstiti di Atlantide hanno potuto riversare nel mondo che era ancora dietro molte delle conoscenze, che ovviamente, sapete, è come mettere un granello di sale in un bicchiere, si discioglierà, anche se minimamente salirà quell'acqua rispetto a prima. E queste conoscenze si sono diluite nelle varie società, mini società che si erano formate sulla Terra, mh, il cui compito era quello poi di sviluppare il pensiero. Lemuria, epoca della volontà, Atlantide della memoria, l'era ariana, quella del pensiero, è quella che noi chiamiamo anche coscienza, l'epoca cosciente, quella del pensiero cosciente. Ehm, diciamo subito che l'inizio reale c'è stato semplicemente quando, realmente, chiedo scusa, quando si è verificata una migrazione di alcuni, una piccola elite selezionata da maestri sapienti, non appartenenti alla Terra, molto molto sapienti, non appartenenti alla Terra, che hanno raggruppato una serie di individui tra i più evoluti del periodo, portandoli verso il centro dell'India, come protetti chiaramente dalla Terra, da un punto di vista proprio geologico. Abbiamo detto che la Terra si stava consolidando, c'erano ancora molti vulcani, molti pericoli, no? In- ma di gradi Richter inconcepibili per noi oggi.
Quindi nel tempo che la Terra si fosse assestata, questi maestri hanno potuto iniziare per diverse generazioni, non un anno o due, non era un lockdown, diciamo, culturale, assolutamente. In realtà sono molte epoche, in modo che la degenerazione dei popoli passati si estinguesse in qualche modo e rimanessero davvero solo i più forti che Mm. conservassero sempre, lo so, sembra rutilante, ma purtroppo devo far capire come una ruota, l'evoluzione dell'uomo, è un processo circolare e quindi anche Sant'Angelo cristiane da molto prima che rimangono là poverini. Tu dirai perché ci rimangono sempre, non si estinguono mai del tutto, perché questi popoli elitari ehm, isolati dal resto del mondo si sono evoluti per generare quello che è l'uomo che conosciamo adesso. mm? Ehm, Dopodiché, cerco di trovare le parole giuste, che non voglio sembrare New Age. Dopodiché, queste guide superiori hanno potuto lasciare gli stessi uomini, quelli là terrestri, che erano già come gli adesso, cioè gli Homo sapiens, hanno lasciato loro la possibilità di essere guide. È stato il momento in cui l'uomo di Neanderthal, ad esempio, è svanito perché c'è stato proprio il riversarsi di un uomo superiore. Questo spiega anche il perché l'Homo sapiens, che era obiettivamente più debole, è andato avanti, e l'uomo di Neanderthal, che era parimenti intelligente, non c'è niente, nessuna prova che sia stato una scimmia. Era un uomo intelligente, forte, fisico forte, era resistente, aveva una società pacifica, non è tutto falso ciò che si dice intorno, semplicemente perché loro non avevano partecipato a questa iniziazione necessaria affinché l'uomo evolvesse. E quindi purtroppo, ci siamo dovuti tenere l'Homo sapiens, che ha i suoi mille problemi. Sarebbe stato meglio essere uomini di Neanderthal oggi. E concludo questo pezzettino così ti lascio anche la parola. E, l'arianesimo, quindi, è stata nell'addensamento della materia, ha dato la possibilità a questi uomini, come è accaduto un po' con i 12 apostoli, di poter andare in una sorta di effetto cristico. E il ruolo di questa intera società di base è proprio quello di far sì che non abbia più bisogno di maestri, che scompaia la cosiddetta religione a favore della spirito, della spiritualità. Io vi ricordo che tutte le religioni si basano sulla dualità. Adesso è il tempo della visione ternaria. Ne ho parlato sempre qui, perciò vado sicuro e non dico nulla. Ne ho parlato sulla diretta sul bene e sul male, di cosa fosse la visione ternaria, il fatto di vedere le cose triarticolate, dove c'è corpo, anima e spirito, non solo corpo e anima, mente e corpo, ancora peggio, Sì, esatto. dall'Ottocento in poi. Mi fermo 2 minuti perché penso che tu volessi dire qualcosa. No, no, stavo pensando semplicemente a questa questione della speciazione che c'è stata poi a quel punto, no? E che comunque ci sono anche delle teorie che dicono che insomma l'uomo di Neanderthal non si sia evoluto in termini di numerico, ma in termini di qualità in alcune enclave potrebbe essere sopravvissuto in questo senso qua. Mm. Trovo interessante infatti insomma, questa visione dal punto di vista antroposofico perché come sempre nell'energia non si spreca mai nulla, no? Si funzionalizza come sempre, quindi potrebbe essere anche effettivamente così. Però in linea generale, ragazzi, è vero che siamo in un'epoca dove c'è una razza che primeggia su tutte le altre, mi sembra evidente, cioè da un punto di vista dell'antropologia culturale il concetto di razza non esiste, sia chiaro, perché comunque da un punto di vista diciamo interiore, mentale, culturale, eccetera, abbiamo tutti la stessa struttura in questo senso.
Però cioè, sta prendendo un po' il sopravvento una tipologia di uomo, poi ce ne Sì, sono sì, altre, per esempio ci sono diciamo etnie, chiamiamole così per essere più chiari, anche in termini genetici, che hanno sviluppato magari molto di più la sensorialità rispetto ad altri. Cioè, è anche vero che, per esempio, le streghe sono una razza vera e propria, poi gli stregoni sono una razza vera e propria, cioè, la verità è che ci sono degli individui che hanno capacità certo, oltre, in questo certo, e senso. rappresentano l'archetipo dell'intero umano e dobbiamo essere felici che esistano uomini simili. Questa cosa della speciazione è bellissima perché io dico sempre una cosa che può essere fraintesa, ma non accetterò insulti, a meno che non si ascolti davvero tutta la puntata. Intendo dire, sai, l'utente di passaggio che sente sta roba e può pensare. Avete fatto caso come le popolazioni ehm, africane abbiano un rapporto con la vocalità delle corde vocali stupefacenti? Cioè, gli uomini di colore cantano benissimo, le donne hanno delle estensioni vocali incredibili, perché come ho detto, nell'epoca lemurica le donne erano le messaggere divine, attraverso il loro canto parlavano le forze celesti. C'erano donne dell'epoca lemurica che erano capaci di la cui voce poteva raggiungere distanze sconfinate, sconfinate, la voce di un essere umano, muovere elementi, creare visioni. Attraverso la voce le donne di Lemuria potevano rappresentare delle cose, delle storie, delle memorie. Era l'unico modo che avevano loro per avere un rapporto reale con... Passavano ore sedute, tutti gli uomini del villaggio, ad ascoltare queste donne, ognuna con un canto, una roba, una rete e gli uomini e le donne africane hanno questo senso del ritmo, sono i migliori batteristi. ehm, Non è una questione di archetipo, di luogo comune, stereotipo. Io sono napolitana, mica faccio le pizze e sono mandolino. E quindi, nonostante io sia napoletano, però so che esiste questa roba. E per quanto riguarda la questione che dicevi, c'è un momento della storia in cui c'è un primeggiare di un certo tipo di essere umano, mm, e il motivo c'è, perché questa è l'epoca della razionalità. La razionalità era possibile solo a certe condizioni. Quello che vediamo fuori, il fatto che abbiamo, non io che ho un nasone, ma abbiamo le narici assottigliate rispetto a loro, eccetera, è una questione necessaria per vedere la vita e viverla in un certo modo, per avere una base fisica, per fare dei ragionamenti, per vedere il mondo in un certo modo. È un ruolo. Ho detto più volte, ovunque, che gli esseri umani sono come le gambe. C'è quella che fa trazione, sta dietro, quella che viene considerata quella che sta dietro, no? Vabbè, però quella dalla trazione e spinge quella in avanti, che pur essendo avanguardia, però è inesperta e si deve far lasciar trascinare, spingere da chi c'è stato dietro. Quindi qui grande rispetto per, tra virgolette, i popoli che noi consideriamo arretrati, diciamo così, sempre in parole veramente povere e volgari. Non me ne vogliate, ma per spiegare il ragionamento. E perché questa è l'epoca in cui c'è la battaglia tra il vecchio e il nuovo, la battaglia finale, il cui momento cruciale è stato 2020 e nel 2033 ci sarà un altro momento crucialissimo per quest'epoca qui, su cui non mi va proprio di scherzare. Poi ne parleremo più in là, una cosa che dobbiamo parlarne, devo trovare anche il modo di parlarne. E,
Ma sono date che sono state divulgate in modo specifico o sei tu Sì, che sei giunta a questa no, no, non sono solo analisi? io, ci sono molte persone che studiano certi avvenimenti dove chiaramente i numeri sono effetto Sì, della sì, sì, causa sì, e sì. non viceversa, perché per questo voglio trovare il giusto modo, la maniera scientifica, Anche io empirica l'ho di sempre spiegare. sentito che il 2033 sarebbe stata una data, così come il 2020, e lo dico molto francamente, 2020 c'è veramente. stata, sì, per Allora, il 2012 io me lo sentivo, ma l'avevo in modo più personalistico e soprattutto tutto questo hype generale sul 2012 ho pensato che potesse essere una adunata della serie, prestate attenzione come se suonasse una campanella, no? Poi effettivamente il mondo è finito nel 2012 e non ce ne siamo accorti, però che non fossero, diciamo, come si usa a dire adesso, nella New Age portali, era chiaro che il 2020 e il 2033 lo sono. Cioè, questo per me è molto nel evidente. 2020 è accaduta la stessa identica cosa, per questo si ritrova il ciclo, dove c'è un momento in cui alcune guide, in questo caso guide interiori di ognuno di noi, se prima ad Atlantide sono stati portati gruppi di uomini isolati dal resto del mondo e iniziati da entità superiori, in questa epoca le entità superiori sono ormai sparite e dentro di noi, odio dover dire questa roba, ma noi siamo maestri di noi stessi, dovremmo essere maestri di noi stessi, sta roba che odio tantissimo, ma faccio prima, se no ci metto 10 Vabbè, minuti, Gesù è morto chiedo per scusa. spiegarci questa cosa, cioè non ti Ma lui è venuto scusare, appunto, voglio appunto, dire, cioè, appunto, infatti, un po' grazie, faraccio, cioè, grazie veramente non Marta, l'ha perché capito nessuno, da cioè solo i uomo, buddisti l'hanno sì, capito, i perché taoisti, basta, a gli altri no. differenza di queste entità che hanno guidato questi gruppi di uomini durante Atlantide, Cristo è venuto sulla terra, era un uomo mm, che ha accolto l'io superiore, come in realtà accade ogni vita a noi. Tutti noi a 30 anni riceviamo quello che chiamano Spirito Santo i cattolici, ma nel cristianesimo è l'io. Perciò a 25 anni, a 20 anni si fanno le stronzate, a 30 anni ci si sente, si ha quella crisi dei 30 anni, semplicemente perché si passa, si riceve l'io e si è altro. Sì, Però per sì. non, vorrei riuscire a tenere il filo perché per me è difficile, io faccio l'artista, nel senso di mestiere, quindi il disordine è una cosa. Ah, va benissimo E ho così. paura Guarda, sempre di, e su ho paura 10 sempre di persone, divagare, su 10 di divagare. persone, 8 Eh. amano questo tuo modo di narrare, Ma sappilo. grazie, Quindi, meno male, perché ho paura sappi di che... essere confuso, vorrei riuscire a No, no, trovare no, sempre un assolutamente. equilibrio, sono cose serie e importanti. E dicevo, dall'intuizione, ecco, alla logica. Questo è quello che in Atlantide, nell'epoca ariana viene richiesto. Il maestro di se stesso, ciclicamente, ha dovuto separarsi. Questa volta non è venuto nessuno dall'alto, nessun dissidente della controinformazione a dirci, ragazzi, non fate quella cosa, non fate quella cosa, Non non potrò più essere... fumate, non Non... fumate. non potrò più essere seria dopo questa Lo cosa so. che... Non fate, nessuno, pensate, no? È ognuno di voi, ognuno di quelli che liberamente ha scelto la conoscenza, è stato maestro di se stesso attraverso una intuizione consapevole, un contatto ristabilito con il proprio io profondo, si è ascoltato senza paura. Invece chi ha avuto paura, purtroppo. Vabbè, e detto questo, perché poi mi rattristo nel constatare mh, quanta verità ci sta in questa roba che sto spiegando e un po' mi terrifica. Perché nel 2020 ci siamo, coloro i quali hanno usato il pensiero logico, si sono
autoisolati e per un lungo periodo resteremo soli, soli e pochi. Eh Quindi sì, qualunque sia lo sforzo, ma questo serve però ci come consola un, questo, come un anche. grembo, sì, Eh, sì, perché il lavoro che facciamo adesso, che è stato, io mi metto fra questi, non è per presunzione, solo perché lo sento, sento profondamente di appartenere alle persone che lavoreranno, che rimarranno sconosciute, chiaramente. Non avremo alcun merito noi, alcun, come si dice, saremo bastardi senza gloria, per mm, fare mm, un mm, mm. riferimento. Così. Così, bastardi senza gloria. Nessuno si ricorderà di noi fra 200 anni, ma i semi di questa speciazione che ci saranno, ritorneremo, come diceva Battiato, ritorneremo fra 1000 anni circa, la nostra generazione, che sarà ritornata in un mondo dove potrà godere dei frutti di quello che sta facendo oggi. Quindi attenti all'avversione, perché questa cosa potrà verificarsi solo attingendo al costume della fraternità. Dico costume, tu sei un'antropologa e quindi non intendo costume come ehi, Sì, sì. balliamo costume. Costume. Anche quell'aspetto là, ma Però in insomma, senso di culturale. esatto, Mm? esattamente, No di esatto. Halloween, Sì, sì, di, sì. di Halloween. Sì, sono d'accordo. Allora, qua abbiamo un po' di commenti. Sì. Leggo un po' di cose varie, poi me le Vai, commenti vai, tu piano getta piano. così. Dai, facciamo così Dai, perché vabbè, quando ci sono i commenti va poi bene. bisogna anche... Sono felice di eh, ascoltare. Quindi durante la ricapitolazione qualcuno ha detto, quindi risiamo da capo, tante analogie Ci tra saremo, sì, probabilmente sì, Atlantide e quello che sta succedendo adesso, esattamente. presumo, È presumo. proprio così. È proprio così. Poi, Solo su un livello diverso, scusami, poi come una spirale ascendente. Anche se sembra che questo sia il momento più buio, in realtà siamo più in alto. Se il ciclo di Lemuria, poi su Atlantide e poi su, eccetera. Scopri dal riquadro, provo a salire. sì, sì, sì. E saliamo sempre in senso spiraliforme, ascendente. Eh? Così, l'avete sentito come ha detto ascendente? Era un grande riferimento a Battiato questo, eh? L'ha detto proprio con la stessa intonazione, ve lo Esatto, esatto. ricorderete. Ho cantato, un po' lemurico anch'io. Esatto, Non mi esatto. vedete oscuro, oscuro. Sono molto... Io sono moro, eh, Esatto, allora africano. invece Phil dice questa cosa, la mente bicamerale secondo Julian James, come era un tempo con la nascita della coscienza, ma Phil parla spesso di questa storia della mente Bravissimo, è bicamerale. vero. Ma questa cosa era necessaria. Partiamo da questo presupposto. Non è il nostro nemico, il concetto di dualità in generale, applicato anche, ad esempio, l'esempio più chiaro che posso fare, Yin e Yang. Yin e Yang ha funzionato come strumento per tantissimo tempo. Ora però dobbiamo smetterlo. Dobbiamo Sì, dare ricordare, uno sguardo da sapere che lontano. la dualità è Perché una non... camera, Esatto, solo di una non casa. smette di esistere la Ma dualità. La dualità assolutamente. continua a esistere, però noi dobbiamo Sì, dare uno sguardo da lontano da su questa lontano. dinamica, perché è una Benissimo. dinamica, è come appunto un meccanismo, l'abbiamo detto anche in quella live famosa, ma è importante ribadirlo, è un meccanismo che deve continuare ad andare avanti, ma se noi ci focalizziamo su quello, ci perdiamo tutto il contesto Mm. di quello che Beh, sta infatti, poi accadendo. la coscienza non si sarebbe mai sviluppata altrimenti. Esattamente, esattamente. Allora, invece Diego chiede, la voce non è collegabile anche alla magia oggi? Assolutamente sì. I grimori di Aleister Crowley sono pieni di intonazioni. Vogliamo parlare dell'Antifonarius 100, di Papa Gregorio, il quale raccoglieva questi antifone tradotte in musica, che se io potessi adesso avere una lavagna per dimostrarvi come
e queste antifone, anche sia le note che le frasi, vi dimostrerei come sono forme geometriche, creano forme, immagini. Quindi è assolutamente così. E la magia si basa e si approfitta di questa potenzialità dell'uomo da quell'epoca. Infatti nel 1870 è stato fatto qualcosa di molto grave, di cui paghiamo ancora la scaturigine ehm, di tenebra, ancora oggi. Mm. Sempre da sta gentaglia qui, ehm, che io detesto particolarmente, maghi neri, chiamiamoli così, però la magia non è altro che ehm, il controllo del potenziale che l'uomo ha avuto nei tempi andati. Immaginate adesso riuscire a fare quello che poteva un lemure. I lemuri erano capaci di alzare pesi come ad esempio le formiche sono capaci di alzare 50 volte il loro stesso peso. Mm? Quindi una formica può sollevare 50 formiche. Un uomo, immaginate se potesse sollevare 50 uomini o fare dei salti come un ragno, significherebbe saltare di 9 piani, anni di morbidezza. Cioè, capisci? Sì, sì, E sì. quindi, però, qual è il problema? Tutte queste robe qui andrebbero lasciate stare, perché la nostra epoca è quella dello sviluppare la fratellanza rispetto alla debolezza, pensiero cosciente, logico. Quindi la scienza non è nostra nemica, purché non abbia la H finale. In quel caso, la scienza ci aiuta a lavorare con lo strumento della dualità, che è Eh. fichissimo. Sì, 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 è assolutamente. fichissimo. Questo è il discorso, cioè non dobbiamo fare una demonizzazione della dualità, degli opposti, è ciò che in realtà crea la nostra realtà. Quindi non dobbiamo demonizzarlo, semplicemente non dobbiamo diventare un opposto a nostra volta, altrimenti non è più un meccanismo funzionale alla creazione della realtà, siamo noi che Sì, diventiamo il meccanismo di qualcos'altro che a noi non interessa in questo sì. momento se vogliamo veramente essere coscienti. Questo è il senso. Riguardo alla questione della voce, io ne parlavo anche l'altro giorno in una live che ho fatto sui racconti della nuragalogia nel canale La stanza della magia delle mie amiche Donna e Ellie. E dicevo proprio questo sulla questione della voce. Per esempio, nell'ultimo libro dei racconti della nuragalogia, il sesto libro, ci sono i Brevus delusi e de Commandu. Brevus significa sia parola, Mm, tipo verbum, no? In questo senso qua, quindi anche tutta l'altisonanza certo. giudaico-cristiana di questa parola latina, ma anche il fatto che è proprio balbettato in questo senso, perché in sardo le pratiche, in Sardegna le nostre pratiche vengono sussurrate a voce bassa, no? Quindi attraverso un borbottio ripeti delle formule che ti riporti di generazione in generazione per poter modificare la realtà. Questo è il senso. Eh, E questi Brebus qua, però, ce ne sono alcuni che hanno delle sonorità molto antiche. mm, L'autore dice questo, che andrebbero intonate secondo delle tonalità specifiche per potersi collegare a delle sì. stelle specifiche. E dicendo sempre state attenti a dove vi connettete perché ci sono gli esseri vagabondi del cielo che si mettono in mezzo e Certo. fanno dei grandi guai. Però, Sì. però dice anche questo, attenzione a usare determinati suoni e determinate sonorità. Infatti non vi riporterò il tipo di suono, ma soltanto le parole, perché la Terra ha subito dei mutamenti, quindi diciamo non c'è più un'armoniosità di Un'armonia. cui esatto, e Quello ha diventa distrutto. molto pericoloso l'utilizzo di Certo. queste per il nostro corpo, ma anche per la nostra realtà. Esatto. Diventa molto pericoloso. Quindi sì, in generale
Secondo me bisogna stare molto attenti nell'utilizzo della voce, nell'utilizzo della parola, nell'utilizzo del desiderio. In linea Brava. generale, stiamo molto Ta-ta! La attenti su musica. questa cosa, esatto. No, mamma mia. Stiamo molto attenti su questo aspetto, cioè perché è tutta lì la magia, tutta lì, tutta, esattamente Certo, tutta, quindi certo. tanta armonia quanta tanta disarmonia è Ti molto molto faccio un pericolosa. esempio. Ci sono persone che sono capaci di manipolare gli elementi proprio attraverso delle parole, dei canti. Veramente ci sono, non è fantasia. Perché loro sanno quanto segue. Quando, per esempio, un defunto ha lasciato la terra carico di rabbia, quest'ultimo non riuscirà a oltrepassare il guardiano della soglia, come succede ogni notte, ci viene impedito il vero accesso ai mondi superiori, tranne che dopo la morte. Quindi restano in questa intercapedine. E la loro rabbia è come una forza tellurica che ha bisogno di scaricarsi. Le entità di cui parlavo, di cui parlavi tu prima, che si mettono in mezzo, si mettono come bastoni fra le ruote del nostro viaggio verso stelle, che fanno? Usano questa forza per generare una potenza tellurica sulla stessa Terra. Quindi mi azzardo a dire, con assoluta certezza, che molti terremoti sono causati da persone che sanno come utilizzare quelle energie. mm? E Sì, senza sì. tecnologia lo fanno, eh. Sì, sì, a discapito loro e di tutti quanti, tra No, l'altro, no, faccio perché giusto per... C'hanno le stelle e le strisce nella bandiera, ma giusto per... così, Non dico chi perché... così, se li conoscete, segnalateci, perché io non ho capito È cosa l'anagramma sta riferendo. l'anagramma è a Rimane. Guarda Tra l'anagramma. l'altro, tra l'altro, tra l'altro. Allora, poi invece c'è quest'altro commento che dice: questa ascesa viene raccontata anche da Ernesto Bozzano nelle sue ricerche riportate dai medium. Io, sinceramente, è la prima volta credo di leggere questo nome. Però, Anch'io non lo grazie, conosco. grazie. Lo ascolterò. Io ho Sì, sono molto critico sulla medianità, nel senso che io è assolutamente vero ciò che vedo. Non è che ho scetticismo da CKP-forme. Io ci capisco, ci capisco di queste cose. Quindi non è che... Quindi intendo dire, il problema è che è impossibile per me credere che ci siano entità benevole. Quando sento la medianità, quella lì ehm, sognante, cioè quando io vado in trance, l'estasi mistica, sono cose che purtroppo là non è mai il bene. Il bene, le entità benevole, ehm, agiscono in te quando sei in te stesso. Quindi per questo, per esempio, il chiaroveggente mi sta sempre bene, perché il chiaroveggente vede stando sveglio. Il medium deve abbandonarsi la scrittura automatica. Allora, lì non possiamo sapere, non abbiamo la carta d'identità sono d'accordo io su degli questo aspetto. spiriti con cui abbiamo Solo che c'è anche l'aspetto della fiducia. Io almeno sempre, questo è quello sempre. che ho maturato io. Ne approfitto Certo, di dirlo perché è una cosa che ho maturato anche recentemente. certo. C'è un libro che io nomino spesso che si chiama La Sibilla Barbaricina, all'interno del quale vi sono narrate delle storie di figure, di donne con particolari, diciamo, capacità, quindi hanno anche un ruolo di supporto e di aiuto nei confronti della propria comunità e società, però hanno anche degli aspetti medianici, ma Mm, questi sono collegati a alcuni luoghi specifici. Ok? Quindi cosa significa questo? Questo non vale solo per la Sardegna, mi viene in mente questo perché diciamo che è l'esempio che io più sento fortemente da un punto di vista del rimando interiore, ma in linea generale tutto il Mediterraneo ne è pieno di queste figure di donne pienissimo. specifiche, quindi la Sempre Sibilla donne, sì. barbaricina, la Sibilla cumana, Mm, la Sibilla, eccetera, eccetera. La Sibilla, quello è un mm, ruolo specifico
di una medianità specifica collegata anche a un territorio specifico. certo, Cosa significa? Significa che lì probabilmente c'è un nodo energetico tellurico, ctonio, uranico, eccetera, eccetera, un collegamento specifico dove vi è una concessione, un esatto. passaggio di informazioni, no? E quindi quelle cose là a me vanno bene. Quindi la medianità io assolutamente la ritengo un grande dono per l'umanità, ma è Lo è. veramente molto, molto rara. Attenzione, perché tutto il resto invece è spam, ragazzi, è pop-up, come su internet, che si apre il pop-up. Sì. Vuoi comprare questo? Vuoi comprare quello? Sì, Spam, sì, vieni nel nostro sito, così. Gran parte della medianità in linea generale, sì. canalizzazioni, eccetera, è molto roba così. Quindi anch'io dico sempre di avere prudenza. Però contemporaneamente a volte quel pop-up che si apre in quel momento specifico può anche cambiarci la vita. Quindi sempre la Assolutamente fede, no. Infatti è pur sempre l'apertura. uno strumento. È uno strumento, durante Atlantide, ad esempio, la medianità era qualcosa di comune. Se l'Atlantideo doveva costruire un sistema per fabbricare energia, perché il fuoco non c'era durante Atlantide, non era possibile accendere fuochi, diciamo, in quell'epoca. Se dovevano però generare energia, erano Eh, capaci di farlo Dagon, attraverso il grano. in realtà c'era il fuoco, però era nascosto. Esatto, intendo dire Era dentro la nella terra. terra, era Era nella dentro terra. la terra. Però c'era. Bravissimo. Però Beh, non beh, era... sto certo. tornando adesso dai fuochi di Sant'Antonio, No, no, quindi, questo è vero. O al quindi Fugarone di Sant'Antonio, pure qua, eh, stavo Fugarone, Fugarone. Non mi tocca ecco, tu, vedi come, aspetta, ridillo Siamo che così, uguali, ridilla la parola. incredibile. O Fugarone. Ecco, no, su fuochi d'oni, vedi? Si Eh, assomiglia anche, hai visto? Fugarone, Fugarone. È così, è importante però che tu dica questo, perché magari posso allontanarmi troppo, diciamo, però è così. Ci sono... il fuoco c'era, ma loro non ne avevano bisogno, traevano, chiedendo, traevano energia. Ad esempio dagli alimenti, dal grano, riuscivano dall'acqua stessa riuscivano con questi strumenti di cui stiamo parlando, riuscivano a trarre energia. Mm? E io, se tu sei d'accordo, io perché non ho detto poi dirà l'era ariana, no? Penso sia una curiosità un po' per tutti, visto che stavamo un po', ci siamo interrotti così per Sì, parlare sì, sì, sì. per queste cose, così almeno conclude do un senso a tutto. Allora, abbiamo detto a che punto siamo noi, adesso siamo nel punto di massimo picco di differenza fra materialismo e invece spiritualità. Facci caso, c'è gente che veramente vive di mangiare, bere, cacca, dormire, partita. Punto. E altre persone invece che quante informazioni ricevono, quante ne incamerano. Cioè ormai veramente ognuno di noi sa mille cose su tutto. Sappiamo come è costruito un accendino e sappiamo la composizione dell'inchiostro, ma tutti, anche senza aver studiato ingegneria o fisica. Siamo chiamati a questo. E c'è questa separazione che purtroppo sarà sempre più ampia, si porterà fino all'estremo. Questo estremo è previsto, secondo le cronache, ecco, dalla Cascia, è previsto per il 4000, insomma, fra 2000 anni. In questi 2000 anni ci sarà questa sorta di, chiamiamola Apocalisse, che sarà culminata nella lotta di tutti contro tutti. Saremo tutti separati, saremo tutti unità. E questo lo possiamo già osservare nel modo che abbiamo di vivere. Ognuno di noi ha il suo telefonino. A casa prima avevamo casa con un telefono e tutti andavano a fare telefonate. Una stanza dove c'era un solo bagno, dove ora tutti hanno un bagno in camera, ognuno ha il suo telefono. L'individualità sarà sempre più ehm,
distanziata, equidistante, ecco. Ogni uomo sarà equidistante dall'altro fino al suo massimo. Ci sarà questa sorta di entropia, fino a che, solo per scelta, perché in questo periodo non ho detto, questo è importante da saperlo, ci sarà sempre di più un ritiro delle forze spirituali dalla Terra. Rimarremo sempre più soli, ahimè, perché si chiederà all'uomo di scegliere consapevolmente di seguire il mondo dello spirito, di smetterla di credere che gli dei non esistano, che i mondi celesti siano un'invenzione, che tutte queste cose qua che hanno generato solo morte e disperazione. Ehm, Quando saremo davvero tutti separati e non ci sarà più divisibilità, no? Saremo tutte unità, come nei regoli a scuola, alle scuole medie, saranno indivisibili, saremo quei mattoncini bianchi singoli, solo allora si paleserà una forza molto alta, di cui adesso non posso parlare, che si paleserà dicendo, spiegando il vero senso dell'evoluzione umana fino a quel momento. E sappiate che queste sono parole che molti iniziati nel corso del tempo hanno detto, non è Steiner, questa è una sapienza racchiusa nei misteri, molto antica. Ci sarà il momento in cui ogni uomo osserverà un altro considerandolo un dio, del fatto che ogni uomo probabilmente sarà creatore di mondi, sarà egli stesso un dio che creerà altri mondi a sua volta. Provate a immaginare qualcosa di più alto, è possibile? Se non quella di diventare una cosiddetta gerarchia celeste, noi passeremo ad essere gli angeli, quelli che adesso sono gli angeli. E poi per il resto è tutta, e poi è tutta un'altra storia, nel senso Sì. No, non riesco a concepirlo ancora, è ovviamente, molto cioè complesso, è ho fatto del mio difficile meglio, da... No, 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 facilissimo. io è chiara questa cosa, Sì, però è difficile da concepire che esista qualcosa di più alto, cioè questo è veramente certo. il nostro massimo in questo Certo, momento. ma noi passeremo all'era gioviana, poi ci sarà quella di Venere e infine quella di Vulcano, oltre il quale nessun iniziato oggi dice niente, c'è altissimo segreto, segreto del cielo. È troppo complesso per noi proprio comprendere cosa ci sia al di là dell'ottava sfera evolutiva umana. Mm? Adesso passeremo alla quinta, dove probabilmente i nostri corpi ritorneranno a fluidificarsi. Ritorneremo indietro. Giove, sapete com'è? È un pianeta il più grande, il nostro protettore. Giove è abitato, fra l'altro, eh. Non prendetemi per pazzo, so che è stravagante ciò che dico, ma è già abitato. Ed è abitato proprio da quelle entità che ogni notte ci forniscono informazioni su ciò che dovremmo fare per seguire la nostra strada durante il giorno, però. Però questa è una cosa che vorrei un giorno potervi spiegare meglio. Mi fermo Sì. qui. Sappiate che noi prenderemo il loro posto e andremo a vivere. La Terra sarà molto simile a Giove, dal punto di vista anche interiore, sarà gassosa, areiforme. Ci vediamo tutti nel Valhalla, ragazzi, a un certo punto. Saremo là. Se non venite in smoking non sarete accettati. Esatto, esattamente. Allora, guarda, qua avevamo anche una piccola discussione perché Manu con Grano Salis Mm, diceva, scusate, ma e quindi Steiner queste informazioni come le ha ricevute? Non le ha ok. ricevute attraverso la medianità? E io gli ho No, no, risposto no, no, no. attraverso la chiaroveggenza. C'è Chiaro vedi. differenza tra E non solo. chiaroveggenza Sì. e canalizzazione in questo Sì, senso qua, esatto, no? però lui ha fatto una cosa che sia molto chiara, spero di essere in grado di renderla chiara come il ruscello da cui defluiscono poi la fonte di tutte le informazioni mie. Steiner ha fatto una cosa molto semplice.
È stato un chiaroveggente, lui da bambino vedeva i morti, c'era uno così. Era un medico che ha dominato la medianità a favore della chiaroveggenza, a favore della scienza. Perché la cosa fondamentale che dice Steiner, che io abbraccio appieno, per questo mi sono tagliati i capelli, io sono un ex maledetto, un ex capellone, un- sai, adesso voglio... Un Dagon, Sì, ragazzi, Dagon un Dagon. Lorai, esatto, mi resta questo nome, voglio dire di quella cosa. Ho voluto essere uomo del mio tempo. Steiner dice siate uomini del vostro tempo. E questo risponde a sta roba qui, no? Le informazioni che lui le ha prese, lui ha dei maestri occulti, però non mi facete parlare. Non mi facete parlare, ne parleremo più No, in là. no, 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 ne parleremo. No, faccio un torto alle persone che hanno a me insegnato queste cose. Non posso permettermi di spacciarle così, stiamo facendo delle chiacchierate. Io non sono nemmeno capace forse di spiegarle, No, 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 farei un no, ma torto. Dagon va bene così, anche Lui perché ha delle guide, ha delle era guide. importante fare questa differenza Solo però tra... sì, non era come Roberto Setti, per intenderci, o come Natuzza Evolo, che sono persone che Sì, stimo moltissimo. Nomino loro perché per me loro sono dei grandissimi. Case, si chiama così, giusto? sì. Edward... Ma scherziamo? Quelle erano persone collegatissime. Però hanno un altro ruolo, No, però attraverso di hanno loro ha parlato anche, un'altra... ha parlato attraverso di loro, ha parlato anche qualcuno, però è facile vedere la fallacia. Franceschetti questa cosa la spiega benissimo. Sentite lui per chiarificare la questione della No, differenza tra mediarità e chiaroveggenza. sì, sto Lui pensando spiega seriamente di bene. farci un video, così ne approfitto Dovresti, questo venerdì, così ne sì, approfitto anche per spiegare bene la differenza tra Pozzo Sacro e Nuraghe, che proprio ci calza a pennello su vai, dacci questa dentro. cosa, quindi sì, ne approfitterò assolutamente. Vediamo se ci sono altri commenti. Giovanna dice: Io non vorrei prendere il posto di nessuno, però Giovanna non so a cosa fa il riferimento, quindi non posso aiutarti. Allora, invece Sergio dice: Il mio modesto parere è che siamo già creatori. Alcuni se lo ricordano e rimangono bambini, è così complicatamente semplice che la maggioranza non sente e non vede. Mm, Ripeto, il segreto è nei bambini, che non sono nostri, mm. ma Posso? vengono in questo piano per illuminarci. Allora, bello che dici, quello che dici, mi dà la possibilità di spiegare come noi realmente siamo i creatori, non qui. La creiamo nel periodo che va dalla morte alla nuova nascita. In quegli 800, 1000 anni si decide la propria realtà, che diventa chiaramente un tassello della realtà del mondo in relazione chiaramente alle altre realtà. Quindi si adatta. È come, non so se sono stato chiaro, però questo ed è vero, assolutamente vero. Poi c'è un'altra domanda che chiede questo: le esperienze pre-morte che relazione possono avere con questo discorso? Possono rappresentare una finestra? Sì, anche se c'è molto da dire al riguardo, c'è molto da dire al riguardo. L'esperienza di premorte non è già una morte, sai? Devi morire davvero, cioè, dico l'anima per facilità, ma in realtà il corpo eterico, ehm, per staccarsi è come un adesivo, si stacca piano piano, così, e poi nell'esperienza di premorte rimane come quei affascinanti manifesti da circo che rimangono appesi per un lembo per molto tempo sui muri, creando questo effetto un po' ondeggiante, seguono il vento e la vita in quel momento lì fa questo effetto. Quindi l'esperienza di premorte purtroppo è solo l'ombra della luce. Qua faccio sempre riferimento a Battiato per capirci. È solo un'anticamera, come a Sant'Ambrogio a Milano c'è questo bellissimo chiostro interno, bellissimo, dove il fedele poteva prepararsi a quello che sarebbe stato la verità che avrebbe ricevuto durante la messa all'interno. Questo intendo dire. Quindi sull'esperienza di premorte bisogna stare attenti. È come
i viaggi astrali, sono qualcosa, però non nulla a che fare, sì, l'astrale non ha nulla a che fare col mondo spirituale. La premorte non ha a che fare nulla con la morte, ma è qualcosa che gli riguarda anche, lo so, è un ossimoro. No, Ehm, l'ha definita finestra. In effetti non è sbagliato definirla finestra. Chi ha mm, commentato? Perché mm. è nel Si senso vivono che proprio altre situazioni, sai? no, Eh, però finestra nel senso che puoi affacciarti a certo. guardare, poi non Forse puoi sì, sì. viverla. In A questo pensarci senso bene sì. sì, ecco, in Pensarci questo bene sì, senso. perché è un momento in cui nella premorte usi ancora il tuo corpo, tu hai ancora Esatto. un'identità. Poi, raga, e credetemi, per me io ci ho messo anni per accettarlo e fa male. Accettare il fatto che noi siamo un processo, un corpo eterico, astrale, io, e t'ho diviso in altre parti ancora. Cioè, capito? Ci sta l'anima razionale, senziente, cioè continuano i pezzi Noi siamo il cuore, organi, polmoni, fegato, e che noi ci vediamo unicitari, ma siamo un processo. E Sì, 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 quindi sì. la morte è una cosa complessa da capire. Quindi magari in quel periodo sì, conserviamo ancora ehm, il pensiero logico. Poi, credimi, la morte vera presuppone proprio il distacco dalla terra. È una cosa graduale, però quando si dice adesso sì che sono morto è quando ti svegli. Faccio questa cosa e poi ti lascio parlare per non dilungarmi troppo. Immaginate che la morte è come rientrare in un grembo di una madre superiore. E quindi ci sta i 9 mesi, eccetera. Si può dire che conosci la terra quando stai nel grembo di mamma? Mm, Sì, sicuramente sei oggettivamente sei sulla terra, però non lo sei davvero. Hai capito? Ancora non sei uscito, non respiri, non conosci la luce, mangi attraverso un cordone umbilicale. Sì, sì, la E morte la l'esperienza di capisci premorte è quello. dopo. E l'esperienza di premorte è molto più simile a questo. Perciò volevo essere molto chiaro su questo, perché ci tengo che si possa prendere in considerazione le cose che dico, che non sono chiaramente di natura mia, non mi si deve dare alcun merito, quindi il merito è dei scienziati spirituali che me le hanno insegnate. Io vorrei che leggeste anche voi i libri che ho letto io, ad esempio, cronache della Cascia, edizione antroposofica, trovate tutte queste notizie mm, Allora, tranquillamente. la risposta è stata che, aspetta, te la leggo perché comunque era importante anche questo. Sì, grazie. L'esperienza di premorte ti può cambiare la vita per sempre in Sì, meglio e dubito che non abbia nulla di spirituale. Allora, faccio io da no, mediatrice in questo momento. Allora, certo che ce l'ha. quando Dagon parla di non ha niente di spirituale, lui intende dire che eh, Il mondo dello spirito sta al altri di là, sensi, ci vuole esatto, al altri di là. sensi. Noi usiamo i nostri sensi, siamo ancora collegati troppo alla carne per comprendere quanto sia spirituale. È un po' come quando parliamo di meditazione. Noi usiamo il termine meditazione un po' con faciloneria. Vado a meditare, entro in meditazione. In realtà è come quando ti sdrai e dici sto dormendo, ma se lo stai dicendo che stai dormendo, non lo stai facendo. Quindi vado a meditare, non lo stai facendo. Perché lo stato di meditazione è uno stato di coscienza specificissimo, Certo. ok? Per cui mente, corpo, eccetera, non ci Non sono. ci sono Stessa più, cosa cioè, il quindi sonno, stessa cosa la morte, sono stati di coscienza sì, specifici in specifici. assenza o in presenza di corpo, in assenza o in Coscienza. presenza di mente, in assenza o in presenza di anima, in assenza o in presenza di spirito. Ecco, non c'è lo spirito Durante nella quel premorte, momento, sì. nell'astrale, eccetera, eccetera. Anche se vi dico questa cosa, poi Dagon mi dirà se è Solo d'accordo o l'io può meno. andare nei mondi spirituali e non usa linguaggi, non usa i colori. Quando uno fa l'esperienza di premorte, vive, si cammina, va attraverso le pareti, ed è vero, però perché c'è anche il corpo eterico, cioè si è staccato solo un pezzo dell'uomo, è come è stato amputato, non è morto davvero. Per andare nei mondi superiori sa da morire, per forza, durante la notte, è come il sogno. Cioè, spirituale significa totalmente lontano dalla terra,
Cioè, fin tanto puoi ragionare, non stai nei mondi spirituali. Che il problema è che noi consideriamo spirituale tutto ciò che è lontano dalla materiale. Materiale e spirituale, siamo sempre nella dualità. Non è così. C'è molto materiale anche nell'astrale, nell'eterico c'è il mondo materiale. Solo l'io non ha niente di materiale, niente, niente, niente. Infatti deve usare, pensateci bene, deve usare un corpo astrale, un corpo eterico e un'anima per riuscire a entrare in un corpo fisico. Guardate che fatica. Sarebbe facile allora, appena muoio già sono nei mondi spirituali. Non può essere così. Se io voglio raggiungere la fossa delle Marianne, per capire com'è fatta, ehm, mh, posso arrivare fino a un certo livello, non potrei mai, con il corpo. Con il corpo fisico e con il retaggio proprio della vita fisica non si può. E io ho capito l'errore che si crede alla spiritualità come qualcosa di sovrasensibile. Se tu dici, sostituivi la parola a dire è sovrasensibile, fai esperienze sovrasensibili, oltre i sensi, no? Ascolto, ehm, olfatto, eccetera. Questo mi sta bene, ma spirituale è di più lontana come cosa. E fosse proprio bella, appena moriamo, siamo già nei mondi spirituali. Purtroppo, però io ho capito cosa intendesse dire. Mi scuso per il fatto che possa percepire chi abbia detto magari che non c'è niente, è una falsità. No, quello è tutto vero, ciò che vedono, tunnel, quello che volete voi, è tutto vero. Come per la medianità. Attenzione, perché questa è una critica che viene mossa spesso all'antroposofia e a volte può risultare antipatico colui che espone la scienza spirituale di indirizzo antroposofico, perché usa il pensiero, come si dice, empirico, che è fastidioso, lo so, molto fastidioso. Ci tiene alle parole, quelle cazzate lì, lo so, è giusto, però abbiate pazienza se Allora, dico a questo e proposito di puntualizzo. empirismo, però, Eh, se Gesù è morto per fare tutte queste cose, volendo possiamo fare tutte quelle cose anche noi. Quindi la questione è questa, che non si può perché non ci siamo riusciti, non perché non si può perché c'è un divieto, non è così. mm. Volendo, noi potremmo arrivarci in quei mondi spirituali ed è per questo che abbiamo sdoganato la parola spiritualità in questo momento storico specifico, Mm. perché ne dobbiamo parlare, parliamone di questo, Fammi. normalizziamo questa È cosa che lo bello. spirito in effetti può essere a Guarda, io ho portata di imparato soltanto mano. poco tempo fa la differenza. Guarda, io faccio di lavoro l'artista, ho imparato solo da poco tempo la differenza vera tra armonia e bellezza. E io la faccio da 20 anni, sto mestiere, quindi non è una magistralità quella che uno vuole, è solo, fidatevi, raga, molte volte usiamo delle parole mh, Sì, no, questo è le- vero. di cui, di cui il significato è errato. Maro, io quante volte faccio questo? Quindi veramente pigliatela come una- un senso di amicizia. Il fatto che magari con Marta diciamo, guardate che spiritualità è una cosa e sovransensibilità è un'altra, no? Quindi con grande rispetto. Assolutamente sì, ci sono tutte queste sfumature, però è vero che è anche il momento proprio della crescita dell'uomo, cioè proprio questo è il nostro momento, no? Questa live è servita proprio per parlare di questo, del fatto che Certo, l'uomo veramente si può realizzare e ne stiamo prendendo coscienza tutti sì. i giorni, al netto della New Age, al netto delle banalizzazioni, al netto della fuffa e degli unicorni che cagano arcobaleni. Perfetto, c'è questo aspetto qua, si può fare, assolutamente si può fare, ma non è una cosa facile e non perché non sia facile perché cioè, nel senso impegnativo come per i lemuriani che devono fare robe. No, non è una cosa facile perché siamo troppo collegati con l'aspetto che ci tiene fermi, troppo collegati all'esperienza, no? In questo senso qua, quindi non abbiamo una visione d'insieme, ecco, siamo troppo ravvicinati e quindi non riusciamo a capire esattamente come ci possiamo spostare, come detto prima
Dagon facendo il paragone del bambino dentro la pancia che sta benissimo, ma non capisce esattamente dov'è, che cosa Mm. sta succedendo, no? In È questo sulla senso. terra, però è Esatto, sulla però terra. non è molto consapevole in questo senso. Esatto. Io, Dagon, mi fermerei perché abbiamo Sì, dato abbiamo molta carne. sforatissimo. No, ma non è per il tempo, è proprio per i contenuti Mm. che sono belli, belli cicciotti. Ma bene, bene. Io prometto di parlare di questi argomenti questo venerdì, così almeno insomma facciamo un punto su alcune questioni. Invece noi ci rivediamo presto. Adesso valuto se è martedì prossimo, se no se è qualche altro martedì in base agli impegni che avevo già preso, insomma, con Mm. altre persone. Però il ciclo dagoniano continua, ragazzi, non, Mhm. continua assolutamente. Se non è martedì l'altro, ma ormai il martedì di Marta con Dagon è Beh, no, ma assolutamente. sono proprio come abbiamo deciso niente, ma ormai si è configurata questo Sì, ritmo bellissimo. E magari sarebbe bello, vista la vastità delle conoscenze di Rudolf Steiner, se magari qualcuno ha un argomento in particolare, se si trova nel ventaglio di quello che sto studiando e di che ho studiato negli ultimi 10 anni, io volentieri ci sto. Altrimenti scegliamo noi l'argomento, che potrebbe essere assolutamente. Cogliete appunto la questo vita dopo la appello. morte, la vita dopo la morte, i fantasmi. Io parlerei degli alieni, eh, Sì, sì, esperimenti alieni. cogliete questo appello. I Allora, droni, i droni, parliamo di droni. segnalateci quello che volete Dai, sarebbe sapere dal bello. punto di Sì, vista della scienza dello sì, spirito. Intanto vediamo. ringrazio tutti. Guarda, allora, Dagon, ti dico la verità, una chat super fervida, veramente grandi discorsi. Insomma, bello, bello, veramente. Li vedo Sono molto, contento, molto sono contenti, contento. molto reattivi. Io sono molto felice perché, insomma, mi ha dato feedback interessanti su alcune Sì, cose. E grazie, soprattutto, grazie grazie. veramente di Grazie cuore. dell'opportunità e l'antroposofia ringrazia, come dice il professor Leonetti, allievo di Scaligero. Quindi veramente io sono grato per il fatto che mi ascoltiate, che diate credito Grazie, a grazie a queste te. sapienze. Grazie. Grazie a te perché è un'occasione di grande confronto tra di noi, no? Che sai, io non, da un punto di vista intellettuale non ho letto, non mi sono documentata, non abbastanza perlomeno, e però ci sono sempre feedback, su ciò che proviene da dentro di me, quindi io lo trovo veramente molto affascinante questo aspetto qua. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a te ancora Dagon e ci vediamo Grazie. presto. In buono. A